I volontari della Protezione Civile sono un'importante risorsa per il territorio e da oggi possono vantare una nuova sede ampia e funzionale. Archiviata l'esperienza nella struttura di via Circonvallazione, la sesta ad averli ospitati, ora ad accoglierli è una parte del magazzino comunale di via del Santo in zona industriale, una struttura attesa da 14 anni. La nuova sede è composta da 2 piani e uno spazio esterno. Nel pian terreno sono posteggiati i mezzi e le attrezzature, mentre il primo piano è dedicato agli uffici, con una sala riunioni, una sala operativa, una segreteria e un magazzino del vestiario. Nella parte esterna è ubicato un container con il necessario per le emergenze idrauliche, un modulo mobile e una vecchia campagnola a ricordare la storia del gruppo. Vari gli scenari che hanno visto e che vedranno protagonisti questi operatori. Nel passato, tra gli interventi più significativi a cui il gruppo comunale di Montegrotto ha preso parte, bisogna ricordare le alluvioni che hanno coinvolto direttamente la cittadina termale nel 1992 e nel 2014, l'emergenza maltempo nel luglio scorso e l'emergenza maltempo che colpì soprattutto il Bellunese di ottobre e novembre 2018. A livello nazionale, il gruppo partecipò agli interventi nei terremoti dell'Aquila del 2009, nel terremoto in Emilia del 2012 e nel terremoto del Centro Italia nel 2016. Ad oggi il gruppo può contare su 18 volontari, 2 dei quali hanno ricevuto oggi il tesserino, e di preziosi collaboratori come Marco, nipote di uno dei volontari che ha contribuito all'allestimento della nuova sede. Presenti all'inaugurazione, oltre alle autorità, vari sindaci del territorio, alcune delegazioni della Protezione Civile Comunale della provincia, la Croce Rossa di Terme Euganee e il gruppo dei volontari di Protezione Civile del GOER di Bolzano, con cui il gruppo di Montegrotto ha un rapporto di collaborazione. Una nuova sede per la Protezione Civile Comunale di Montegrotto Terme. Una nuova sede che inauguriamo e intitoliamo oggi in Via del Santo, la sede Rio Alto, che dopo tantissimi anni viene aperta. Viene inaugurata appunto perché sarà la sede della Protezione Civile di Montegrotto Terme. Quindi i volontari da oggi hanno questo presidio territoriale per fare al meglio la loro missione, volontaria a tutela del nostro territorio. Ma sappiamo che di volontari c'è carenza. Attualmente i volontari di Montegrotto sono in aumento, anche oggi abbiamo dato 2 tessere in occasione di questa inaugurazione, ma c'è sempre bisogno di più volontari e soprattutto questo è un messaggio rivolto alle giovani generazioni. Il volontariato è fondamentale perché dove non arriva la politica, molte volte, anzi sempre, arriva il volontariato e la disponibilità di ogni cittadino per favorire azioni a tutela della collettività. Swisher Channel News, Montegrotto Terme.